Diego Ponzin, direttore di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus. Direttore, le banche degli occhi europee saranno qui nei prossimi giorni a convegno a Venezia. Qual è il centro del dibattito? L'associazione che riunisce le banche degli occhi europee si incontra per la 27ª volta e la nostra organizzazione non è mai mancata a questi convegni. Si tratta di un gruppo straordinario di operatori di banche degli occhi e di oculisti che ogni anno si incontrano con modalità estremamente amichevoli ma nello stesso tempo rigorose dal punto di vista scientifico, e lo scopo è di verificare quale sia il modo migliore di fare quello che facciamo, e quello che facciamo è cercare di migliorare i numeri e la qualità dei trapianti di cornea in Europa. Il dibattito è particolarmente interessante perché ci sono nuove prospettive terapeutiche, nuove tecniche chirurgiche da discutere e differenti nazioni che regolamentano queste attività con leggi diverse. Quindi è molto importante per noi questo confronto per cercare dei terreni comuni di buona pratica e di collaborazione. Ecco, qual è il rapporto tra Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e le altre strutture europee? Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus è sempre stata molto aperta alla contaminazione con realtà estere, sia statunitensi che europee. Nella fattispecie dell'Europa abbiamo collaborazioni di tipo scientifico, cioè abbiamo dei progetti che sviluppiamo insieme ad altre realtà, però non bisogna dimenticare che grazie alla generosità delle famiglie venete, Fondazione Banca degli Occhi manda tessuti oculari per trapianto in aiuto a molti paesi dell'Europa. Quasi una ventina di nazioni ricevono tessuti donati da famiglie venete, quindi è un rapporto anche di tipo operativo che avviene durante tutto l'anno, non solo i 2 giorni di congresso. Parliamo di ricerca. Quali sono gli obiettivi di ricerca e di avanzamento di Fondazione Banca degli Occhi in tema di trapianto e non solo? Ma abbiamo due filoni principali in questo momento. Il primo è di riuscire a migliorare alcune nuove tecniche di trapianto che stanno per diventare disponibili e che diminuiranno ulteriormente l'impatto della procedura di trapianto sul paziente e miglioreranno l'efficacia dell'intervento. Quindi questo è un tema molto importante e molto attinente al nostro lavoro. La seconda area di attività è un po' più complessa da riassumere, riguarda l'utilizzo di cellule staminali dell'occhio, in particolare della sua superficie, per riuscire a migliorare i processi di guarigione dell'occhio che sono rallentati o malati in alcune patologie della vista.